bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, uniti avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, della gloria e della sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, vogliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è.
Allora, veniamo da una partita molto difficile giocata a Tre Square Balneario dove siamo stati sconfitti in maniera pesante per 3-0 dopo una grande prestazione da parte delle ragazze di Don Coleoni. Dall'altra parte oggi però c'è una big che sta lottando anche con noi per, per i playoff promozione, quindi l'obiettivo di oggi è riscatto e tornare subito sulla cresta dell'onda. Amiche e amici sportivi, buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 21esima giornata del campionato di Serie B1 Girone A che vede a confronto la Rotoblas Volano Volle e livello la banca CRS di Bra. Allora, la situazione classifica è questa. Noi siamo rimasti terzi a pari merito con Volpiano, ma Volpiano ha vinto 3-1 contro Palau, quindi oggi l'obiettivo è sicuramente vincere e sicuramente dobbiamo cercare di rendere la vita difficile a Bra che viene da un momento molto importante perché nelle ultime 8 partite ne ha vinte 7. Quindi ha un ottimo ruolino di marcia, infatti da quasi settima ottava forza del campionato è passata a essere la quarta. Quindi oggi c'è anche il rischio che potrebbe passarci in classifica. Saluto Alan, Silvia Briani, la nostra regista, e per la collaborazione tecnica anche Alan Berloffa, che come sempre ci fornisce la attrezzatura. Il nostro mago delle statistiche, Andrea Zeni, che oggi torna a fare lo scoutman. Saluto anche lui. Invece io vi saluto subito perché oggi mi tocca il turno di speaker per un set, quindi sfogherò un po' di tensione lì a quel microfono e dopo per il resto della partita la sfogherò in telecronaca, diciamo così. Allora, io penso di aver detto tutto. Mi resta altro che augurarvi una buona partita e ci vediamo per l'inizio del secondo set. Adesso vi lascio nelle mani docili della nostra regista Silvia Biani.
Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck. Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck, Monster, Monster, Monster Buck.
Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Di nuovo in diretta, anzi direi primo commento aperto qua all'Arena Biancorossa. Spero vi siate goduti questo primo set. Io di sicuro da speaker me lo sono goduto come un matto perché sono senza voce.
sono talmente gasato che mi sono dimenticato la cartelletta con i nomi in postazione. Allora, il primo punto è della Libellula, Banca CRS. Allora, la formazione di Diego Ficarra ha vinto il primo set 25-14. Un set praticamente, se non per l'inizio, un attimo è stato abbastanza senso unico per le nostre ragazze. Ma questo secondo set è iniziato nella maniera ottimale a favore di Libellula. Ovviamente non bisogna caricarsi troppo dopo un set giocato così bene. Servizio e out di Olimpia Cicogna. Primo punto anche per la formazione di Diego Ficarra. Allora, dicevo, grazie. Allora, tentativo d'attacco di Olino è vincente, sì, perché c'è il tocco a muro. 3-1 il punteggio per la formazione di Mauro Barisciani. Allora, vi leggo velocemente i punti di squadra. Se mi sentite senza voce perché ho voluto urlare tanto da speaker, però quando faccio lo speaker è il mio pane quotidiano, si dice così, forse più della telecronaca, quindi se mi sentite un po' senza voce per quello. Carlotta Petruziello 3-2. Allora, punti subito di squadra. 3 punti Martinez Voskis, Jugovac 3, Petruziello 6, 2 Bortoli, 7 Ferrari. 21 punti di squadra, 4 su errori di Libellula. Punti anche della formazione di Mauro Barisciani, 3 punti Rivetti, 1 D'Abato, 2 Cicogna, Passante e Ollino. Tutte e 3 hanno fatto 2 punti. 10 punti di squadra, 4 su errore di Volano. Intanto la Rotoblas si è riportata in parità 3 pari. Servizio di Petruziello battuto su Ollino. Tentativo non vincente perché c'è il muro di Ferrari. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Vantaggio Rotoblas adesso, 4-3 il punteggio. Servizio battuto su Ollino. Attacca D'Amato, ma c'è la difesa di il salto di Monaco. Poi ha provato Petruziello, ma l'attacco è stato smorzato da Ollino. Di nuovo D'Amato, e stavolta l'attacco di D'Amato e vincente. Di nuovo parità. 4 pari il punteggio. Mamma mia. Servizio battuto su Jugovac. Bortoli. Camilla Ferrari. 5-4 il punteggio. Camilla Ferrari. Quindi la Rotoblas si riporta in vantaggio. Camilla Ferrari al servizio. Servizio battuto. Ricevuto da Amato. Alzato Roland. C'è l'invasione. No, infrazione di quarto tocco, scusate. Stavo guardando il nome della palleggiatrice, mi sono... Stavo guardando... Infatti ho detto, stavo leggendo il nome della palleggiatrice e mi sono perso il tocco, il quarto tocco. Servizio ancora di Ferrari. Ricevuto Ollino. Roland. Attacca D'Amato con l'ausilio del muro difeso Monaco. Petruziello. Attacco e out. Quinto punto per la Libellula Banca CRF. Servizio battuto su Ferrari da parte di Roland. Palla subito nella metà campo di Libellula. Prova a attaccare Cicogna. C'è la difesa di Ferrari. Prova Petruziello ad attaccare, difesa di Roland, palleggio di Gueli. Tentativo
non riuscito di Cicogna. Allora ci prova D'Amato. Ancora giocabile per la Rotoblast al centro. Ferrari ha difeso Rolland, poi concessa una free ball con Jugovac che chiude l'attacco col money out e vale il 7° punto per la Rotoblast. 7-5 il punteggio. Ludovica Martinez-Voschi, servizio su Ollino. Rolland attacca Cicogna, Muratta da De Vol! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Muratta, Cicogna, ma però ancora giocabile per Libellula, ci prova D'Amato, ma c'è la difesa proprio di Ferrari. Jugovac, sfondata la mura, sfondato il muro di... Scusami Andrea, 9-5 il punteggio. Dicevo sfondato il muro di Olimpia Cicogna. Ludovica Martinez-Voskis. Ricevuto Ollino. Rolland attacca D'Amato, passa l'attacco di D'Amato. Allora, numeri veloci della formazione di Libellula, che al momento occupa il 5° posto a 2 punti dalla Rotoblast, a 1 punto da Santena. Quindi sicuramente un incontro di vertice questo. Un'altra particolarità che Libellula in casa non ha mai perso un incontro, escludendo lo 0-3 rimediato contro di noi. Infatti siamo l'unica squadra al momento di questo girone che ha espugnato la Libellula Arena di Bra. Magari chi non ha seguito la partita non sa le statistiche, questo è un dato di fatto. Quindi la Rotoblast al momento è l'unica squadra che è riuscita in questo colpaccio. Pronta l'alla a bordo del servizio, 17 il punteggio poco fa, l'errore al servizio di D'Amato. L'alla serve su Ollino, Rolland. Passante, nonostante la difficoltà nel provare ad attaccare, riesce comunque ad appoggiare nella metà campo bianco-rossa e si porta sull'8-10. Servizio battuto su. Poi vincente l'attacco di Jessica De Val. Allora, le altre 2 partite che stanno giocando in simultanea con noi sono Volley Parella Torino contro MTS Tecnica Air Santena e l'altra è Clerici Autocabbiate contro GS Focal Volley Legnano, che sarà la prossima avversaria della Rotoblast. Carlotta Petruzziello 12-8. Allora il servizio Linda Jugovac fa il punto di Carlotta Petruzziello. Servizio battuto da Jugovac. D'Amato, Rolland, attacca Cicogna Muratta, però Guelli però ci mette una pezza ed è ancora giocabile. Provato Ollino, ma c'è Monaco a difendere. Poi Carli 13-8, Carlotta Petruzziello. Time out e Libellula sponsor.
Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 13-8, scusate il punteggio a favore della formazione di Diego Ficarra. Allora, sugli altri campi è finita così: 3-2 Trentino Energia Argentario contro Team Immobiliare Novara, 3-1 tra Sabit Volley Academy e Capodorso Palau. Quindi oggi è importante più che mai, come detto nella intro, non perdere il treno di Volpiano. The Wall, muro vincente. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. 14-8. L'altra partita che è finita è Volley Academy Valtelline Valchiavenna, che ha perso 0-3 contro la pallavolo Don Colleoni, che nella scorsa giornata è stata quella che ci ha battuto. Carlotta 15-8. Carlotta Petruziello 15-8 il punteggio. Linda Giugovac al servizio. Olimpia Cicogna, attacco, invasione di Camilla Ferrari. C'è sempre uno shock quando annunciano chi è l'invasa. Vediamo sulle... Fate per ridere qui quando c'è l'invasione, quelle un po' incerte che sono lì. Esatto. Camilla, pallonetto vincente, Camilla Ferrari. 16-9. Servizio Jessica De Val. Servizio battuto su Ollino. Rolland, pallonetto vincente. La capitana Rivetti. 16-10. Ormai c'è una regista che è un amante dei cani, se ne sta qua a non fa neanche la regista ormai. Devo fare tutto da solo qua adesso. Poi mi muta quando vuole lei. E c'è l'infrazione. La doppia, infatti, 17-10. Il servizio a Carli, 17-10. Guelli il servizio, Rolland. Attacco vincente di D'Amato col money out. 11-17. Nicoletta Rivetti al servizio. Bortolì, Lalla! 18-11. Servizio Camilla Ferrari. Battuto, ha ricevuto Ollino. Rolland attacca D'Amato. Difendo Monaco con un piccolo scontro con Ferrari. Giugovac! Mani out, Linda Giugovac. 19-11. Camilla Ferrari al servizio. Battuto a pallonetto su D'Amato. Roland. E il muro di Giugovac. Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Linda Giugovac, 20-11. È suo il muro. Adesso il capitano al servizio, Camilla Ferrari. Ehi!
Ace! 22-11. Ancora Camilla Ferrari. Guelia Rolland da Amato. Sta disinnescato la bomba Djugovac, però al muro c'è stata l'invasione. 12-22. Ma va bene così comunque. Un'altra prova, un altro gran set. Possiamo dire così al momento. Il servizio Roland per Libellula. Battuto su Ferrari. Porto lì. Ludo ci ha provato l'attacco, ma c'è comunque una free ball. Vediamo se ci proviamo con Djugovac. Linda Djugovac. 23-12. Linda Djugovac. Ludovica Martinez Boschi al servizio. Battuto. Gueli. Rolland. Cicogna. Toccato proprio Martinez Volski. 23-13. Servizio di D'Amato su Djugovac. Bortoli. Val ha provato, però c'è la difesa di Gueli. Attacco al centro, però Roland concede una free ball. Ancora De Val a attaccare. Stavolta Jessica The Spike. 24-13. Palla 7 per la Rotblast. Polino. Passante passa l'attacco. Invasione della Rotoblast. 14-24. Brutta tromba. Pensavo prima che fischiava nel microfono, pensavo, invece era... Passa l'attacco, no, rimetti out, 25-14. Andiamo con gli sponsor e torniamo per il 3-7 sul 2-0 Rotblast.
Interrompiamo gli sponsor per un'importante notizia, sta ricominciando il set, quindi ci scusiamo con gli ultimi sponsor che non sono stati nominati, però dobbiamo tornare in clima partita. Linda Djurgården! Ok. No, che magari hai fatto così per spostare, ti è cliccato. Piccolo inconveniente, ma siamo di nuovo in diretta. Ancora giocabile. Rolland. Cicogna in mezzo al muro. Anche se comunque Djurgården, premiamo il suo impegno perché stava per farcela a prendere la difesa. Uno pari. Vediamo i punti di squadra dopo 2 set di gioco. 4 De Val, 3 Martinez Boschi, 8 Djurgården, 11 Petrusiello, 3 Bortoli, 12 Camilla Ferrari, scusate. Rivalete di Olimpia e Cicogna 2-1. 41 punti di squadra, 9 su errore di Libellula. Punti di Libellula: 4 Rivetti, 5 D'Amato, 4 Cicogna, 4 Passante, 3 Ollino. 20 punti di squadra, 8 su errore della Rotoblast. Ancora giocabile per Libellula. Ci prova Cicogna, difeso Bortoli. Ne va l'Inbagger, zona Petrusiello. Ancora Cicogna. De Wall! Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Jessica al servizio. 2 pari. Servizio su D'Amato. Attacca Ollino. Out. Non c'è il toccamuro. 3-2 Rotoblast. Ancora Jessica De Val. 3-2 il punteggio. Battuto. Ha ricevuto Gueli. Attacco tentato da Ollino. Attacco al centro. Djurgården. Attacco out. 3 pari. Carola Ollino al servizio. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, Rotoblast sta conducendo la partita per 2-0. Mentre attacco out. Quindi 4-3 per la Libellula. Dicevo, è 2-7-0 a favore della Rotoblast col doppio 25-14. Siamo 4-3 adesso. Servizio Ollino. Esatto, non bisogna mollare adesso. Murata, Ferrari da Rolland e Rivetti. 5-3 il punteggio. Ovviamente mai dare per morto la Libellula. 8 partite giocate, 7 vittorie su 8. Meno 2 da noi, quindi veramente una squadra molto temibile. Opla, attenzione. Ancora giocabile per la Rotoblast. Adesso per Libellula ci prova. Ha provato Rivetti. Amato. Invasione. Libellula. Invasione di Libellula. 4-5. Carlotta Petruziello. Dicevo, è una squadra da non sottovalutare, Libellula. Come detto, 7 vittorie su 8 nelle ultime giornate. Poi è una squadra che comunque è uno scontro ravvicinato. Ludo!
Monster block, monster block, monster, monster, monster block, monster block, monster block, monster, monster, monster block. Cinque pari. Tentativo al centro di Rivetti. Free ball. Attacco di Rivetti, out. Non c'è il toccamuro. 6-5 si riporta in vantaggio la Rotoblas. Rolland. Murata. D'Amato. Un'altra opportunità per D'Amato. Ha difeso Monaco. Ludovica, Martinez Voskis, Murata questa volta da D'Amato. 6 pari di punteggio. Allora, Tanten ha vinto il primo set 18-25 e sul campo di Cabiate la situazione è 19-24 a favore di Legnano. Ferrari dall'altra parte ancora giocabile. Muro unico, D'Amato però non lo sfrutta. Ferrari, Camilla Ferrari. Servizio Camilla. Ancora giocabile adesso per la Rotoblas. Lugovas ha provato su Ollino. D'Amato sfonda il muro, ma è giocabile ancora per Libellula. Nell'altra metà campo ancora D'Amato. Ludovica, Martinez Voskis a salvare. Lugovas! Linda Lugovas! Oggi tutto è permesso, 8-6. Oggi a Silvia io lo concedo dopo che ho urlato io come un matto per caricare l'arena biancorossa. Battuto il servizio su Ollino. Rolland. D'Amato in free ball. Martinez Voskis. Bortoli subito. Bortoli. Ci ha messo una pezza cicogna. D'Amato ancora giocabile. Bortoli. Jugovas. Mani out. Linda Jugovas. 9-6. Time out sponsor. Allora siamo 9-6, time out richiesto da Barisciani, quindi siamo ancora sul punteggio, cioè siamo nel corso del terzo set, scusate.
attenzione. Palla oltre l'asta. 11-6. Camilla 11-6. Fondato il muro di Carli. Linda! 12-7 oggi. Lo posso dire? 2-0. 2-0 perde. Aia. Guarda che se Grecia non fa 3-0 è già ai playoff. Passa l'attacco di D'Amato. Vabbè, trova una serata. Trova una serata, infatti. Bortoli, De Val. Attacco di D'Amato. Brava Petruziel. Peccato il nastro. Carli, non facci prendere sti infarti, per l'amor di Dio, eh. Alessia D'Amato al servizio, 12-9. Non è il momento di rilassarsi, ovviamente, però. Da Giugovas ha difeso D'Amato. Ci prova Ollino. Bortoli. Ferrari. Buona la difesa di Gueli, ma che concede una free ball che De Val sfrutta. 13-9. La Bortoli del servizio. Tentativo vincente di Passante che sfonda la difesa di Lalla Bortoli. 13-10. Passante. Ha ricevuto Ferrari. Attacca Petruziello. Ancora giocabile per la Rotova perché c'è una free ball. Carli. Petruziello. Allora, vi informo che la prossima giornata sarà sabato 5 aprile, l'anno di mia mamma, tanto per dire, alle ore 20:30 al Palavolley di Legnano, dove andremo a affrontare il Jazz Volley Legnano. E passato l'attacco, fischiata la portata a Libellula, 15-10, dicevo, giocheremo a Legnano, al Palavolley di Legnano contro il Jazz Focal Volley Legnano alle ore 20:30. E poi dalle prossime giornate ci saranno un po' degli orari super varianti, quindi vi invitiamo a tenere d'occhio i nostri social per naturalmente ovviamente per tenere d'occhio i nuovi orari, perché fino alla penultima giornata saranno tutti variabili gli orari. Sì, ma intendo dire che giocheremo qua a Palau alle 19, poi a Novara alle 17:30, poi e qua alle 16, poi l'ultima da noi alle 16 e poi l'ultima in contemporanea per tutte alle 20:30. Carlotta Petruziello ha provato l'attacco.
Il tetto sfiorato. Giocabile per la Rotoblast. Rolando. De Wall. Muro quasi vincente. Pollino ha provato. Bortoli. Petruziello. Passa l'attacco. Carli. 17-10. È una partita dove ci sta riuscendo tutto veramente. Adesso posso dirlo veramente perché Il sabato scorso. poteva sabato poteva a noi che non faceva niente. 17-10. Sicogna ha provato l'attacco ma c'è la difesa di Monaco oltre che il muro. Cavi! Djugovac. Ne va subito dall'altra parte. 18-10 il punteggio. Ci prova Cicogna. Credo abbia completamente sbagliato l'attacco Cicogna. Stavo per dire come chiudevi. Posso dirlo? Ah, il corno. C'è l'animazione. Servizio battuto da Djugovac, out. Va bene lo stesso, 11-19. Ce la facciamo a fare un triplo 25-14? Silvia ci sta arricciando i capelli come dire... Non sta a parlare. Non sta a parlare. A sfiorare il tetto. Pollino ha provato l'attacco, ma c'è la difesa di Monaco. Ferrari. Cavi! 20-11. Devo mettere le troffe. Ma fatto apposta. No, identici più. Jessica, capitana di 1000 battaglie. Cicogna, Rolland, Olino. Attacco vincente. 12-20. Carola Ollino al servizio. E oggi, come all'andata alla Libellula Arena, Barisciani molto, molto in silenzioso. Dopotutto io vedendolo sia con Torino che con Bra questa stagione. Martinez Boschi 21-12. Mi ricordo di quei urli ai punti vincenti che forse neanche il Mongera dei tempi d'oro incazzato raggiungeva, no? Servizio di Petruziello su Amato subito. Rolland 13-21. 5-21 si conclude il set tra Lignano e Clerici Autocapiate. 21-13. Servizio in rete 22-13. Pronto il servizio. Camilla Ferrari, scusate. Ha ricevuto Gueli. Provato l'attacco. Invasione di Passante. 23-13. Abbiamo anche i dentisti qua adesso. È lì. Così. Camilla Ferrari. Battuto. Ha ricevuto. Servito bene Passante. Ferrari
Ah, Milla Ferrari 24-13 e c'è il match ball Rotoblat. Dominio totale Rotoblat in sta giornata veramente come non si vedeva da tempo. Ah! 25-13, che partita ragazzi! 3-0 Rotoblat. Che partita migliore non potevamo averla, veramente. Bravissime, veramente tutte. Non c'è veramente null'altro da dire oggi se non brave ragazze. Questo è il vero volano che vogliamo vedere. Chiudiamo qui questa diretta. Vi lascio con le immagini finali. Silvia Briani, grazie, parte tecnica, e anche Alan Berloffa. Grazie ad Andrea Zè, il nostro scoutman. Da parte di Lorenzo Minacapelli davvero tutto. Ci vediamo a Legnano per la 22esima giornata. A tutti voi l'augurio di una serena notte.